Si parla tanto di Made in Italy, però lo si valorizza poco, nel senso che noi abbiamo un grande potenziale che è il capitale umano prima di tutto, quindi le persone che sanno fare e che sanno creare un prodotto di qualità, ed è un aspetto su cui noi crediamo molto, su cui noi cerchiamo di investire e che però non sempre è stato altrettanto riconosciuto dalle nostre istituzioni, che invece sembra che negli ultimi anni stiano riscoprendo questo aspetto e l'importanza di fare e fare in Italia e fare bene, perché la qualità è stata sicuramente uno dei driver che ci ha portato ad esportare nel mondo. E è chiaro che questo non basta oggi, perché devi sempre unire a questo e a questa qualità anche un tocco personale, una continua ricerca, perché i competitor sono sempre più bravi anche nel dare un prodotto di qualità. Una volta si pensava alla Cina, per esempio, come un mercato che offriva solo un prodotto a basso costo. Oggi la Cina sa fare anche cose molto belle, di grande qualità. Vediamo che anche brand molto importanti stanno avendo più difficoltà in Cina rispetto al passato, perché cominciano a nascere brand di lusso cinesi. E quindi a maggior ragione noi dobbiamo crescere ancora di più sulla qualità e offrire un eccellente servizio ai nostri clienti, e allo stesso tempo non dimenticarci di tutta quella che è la tradizione e che è il valore aggiunto che viene dato in ogni singolo capo. Ogni singolo capo è frutto del lavoro di quella collezione, più 60 anni di esperienza, nel nostro caso, in questo mondo. La realtà ha origini lontane, nel senso che nasce in realtà negli anni 60, quando ancora mia nonna, emigrata in Svizzera perché a Miane non c'era più niente dopo la guerra, è tornata e ha deciso di investire i suoi risparmi in una piccola macchina da maglieria, di fare qualche maglione, e da qui è nata un pochettino l'idea di quella che però diventa un'azienda solo anni dopo, quando entrano mia zia e mia mamma in azienda e comincia a crescere, altre persone cominciano ad unirsi a questa avventura e cominciamo una linea per conto nostro che prende il nome dell'azienda, che è Carella, e produciamo anche per vari brand internazionali. Questa fase, diciamo, dura una ventina di anni, fino a che poi in un purtroppo brutto periodo mia mamma perde in pochi mesi tutta la famiglia. Mio padre era già presente in azienda, chiaramente poi nel momento in cui, in questo momento chiave di svolta, in cui si è deciso di puntare fortemente sul nome della famiglia e di tornare, diciamo, alle origini in un certo senso, c'è stato un ruolo molto forte suo, perché lui è stato anche uno degli artefici e dei sostenitori di questa idea, che poi ha giovato negli anni futuri, e quindi sicuramente c'è anche un suo ruolo chiave dentro a quello che è lo sviluppo di Tonet oggi. E questo brand viene poi gradualmente diffuso, prima un po' in Italia, ma specialmente all'estero, e adesso è presente comunque in più di 20 paesi, e stiamo portando avanti questo tipo di prodotto, che è un prodotto di livello decisamente alto e che ormai spazia al di là di quelli che sono i confini della maglieria, perché in realtà offre un total look completo. Il futuro credo sia da una parte in continuità con quelli che erano i piani precedenti. Noi vorremmo anche concentrarci su un mercato locale, nel senso, locale non vuol dire solo italiano, locale vuol dire anche localizzare un pochettino l'offerta su ogni paese, perché crediamo che questa pandemia abbia portato le persone di ciascun paese a guardarsi più attorno, nel senso di dove vive, e guardare anche il proprio paese, la propria realtà, e crediamo che in un certo senso l'offerta debba tenere conto di questa trasformazione.